Siamo alla quarta escursione a Forgaria nel Friuli, questa volta esclusivamente sull'altopiano di Monte Prat. Una facile camminata, priva di pericoli, adatta a tutti. Si cammina in parte su asfalto, strada sterrata e anche sentieri. Comunque tutti in ottime condizioni. Fra boschi, prati e antichi stavoli, quasi tutti ristrutturati. Partenza dal ristorante Monte Prat da Biagina. La prima parte è sul sentiero 8 e 18, poi si prosegue su una località chiamata Prato della Zin. Di seguito il sentiero 8 e 17 ci porta in Val Toquel. Poi seguendo il sentiero 8 e 16 ed attraversando gli stavoli Piediquar rientriamo a Monte Prat. Siamo a Monte Prat. Il sentiero 8 e 18 segue in parte la strada asfaltata. Arriviamo ad un punto nodale in cui convergono più di 5 percorsi diversi. Noi continuiamo sulla strada asfaltata verso sinistra, andando verso i Prat de la Zin. Per comodità evitiamo il primo tratto del sentiero 8 e 17, che prenderemo in seguito evitando gli stavoli Agar. Ancora boschi, prati e antichi stavoli. Praticamente in tutti gli stavoli c'è un vecchio pozzo da cui ricavare l'acqua. I sentieri sono segnati, puliti e privi di difficoltà. I prati degli stavoli Colanet. Una splendida veduta del Monte Quar. Il sentiero sbuca sull'incrocio della strada che scende a Trasaglis. Questa località è chiamata Val Toquel. Qui troviamo accanto all'incrocio un inaspettato piccolo ambiente palustre. Procediamo su un tratto di strada della Val Toquel per prendere poi il sentiero 816 verso gli stavoli Piediquar.
Anche qui passiamo in comodi sentieri attraverso il bosco. Uno degli stavoli di Piedicuar. Di questo è rimasto ben poco. Qui è rimasta in bilico l'architrave della porta. A lato della forestale 2 pozze d'acqua con i pesci rossi. Dopo un breve tratto di strada riprendiamo il sentiero che attraversa il bosco, passando su un tratto della Valborgna. Lasciando alle spalle gli stavoli Forchia, rientriamo verso Monte Prat.